Come annunciato nei giorni scorsi, oggi il questore di Venezia Maurizio Mascio Pinto ha incontrato i cittadini in via Piave a bordo del camper della polizia. Intanto altri stranieri potrebbero essere espulsi nei prossimi giorni. 2 accoltellamenti ieri sera a Mestre in poco più di 10 minuti per mano di un tunisino ubriaco, poi fermato dalla polizia. Feriti un 24enne ed un 35enne. La Guardia di Finanza ha sequestrato 8.000 borse contraffatte di noti brand al porto commerciale di Fusina. Erano quasi identiche alle originali, avrebbero fruttato proventi illeciti per circa 800.000 euro. Prima acqua alta importante della stagione, in 30 minuti si alzano le barriere del Mose. Venezia stamane è stata protetta, anche l'area marciana è rimasta all'asciutto. 4 novembre, iniziative diffuse per le celebrazioni della giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, cerimonia in piazza San Marco a Venezia. Polemica a Mira dopo l'abbattimento dei 40 alberi di Villa Levi Morenos, ambientalisti e comitati pronti alla mobilitazione. La risposta dell'amministrazione. Se ci sarà una richiesta da parte di Regione ULSS 3, l'ospedale San Camillo degli Alberoni è pronto a offrire la propria collaborazione per creare un nuovo pronto soccorso. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, come annunciato nei giorni scorsi il questore di Venezia Maurizio Mascio Pinto ha incontrato oggi pomeriggio i cittadini di via Piave a bordo del camper della polizia. Vogliamo sentire proprio da lui parole di rassicurazione. I residenti di via Piave hanno incontrato nel pomeriggio il questore di Venezia, che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua presenza in zona con il camper della polizia, posizionato di fronte alla chiesa in via Piave. Mascio Pinto ha ascoltato i residenti uno a uno con le loro richieste, perché secondo lui cittadini e forze di polizia insieme possono fare molto per la città. Da una quindicina di giorni a questa parte non si vedono più tanti personaggi lungo i giardini. Sono un po' spariti, logico, si sono trasferiti da queste zone, perché qui ne troviamo la sera è pieno. Far girare le pattuglie a piedi, come una volta sono state fatte girare a piedi e la cosa era migliorata, perché le macchine che corrono non si vedono, i cittadini le assicuro che non le vedono. Intanto la questura sta predisponendo altre operazioni simili a quella della scorsa settimana in campo Santa Margherita a Venezia, quando sono stati intercettati 13 extracomunitari irregolari sul territorio, accompagnati poi in questura dove l'ufficio immigrazione ha avviato le pratiche per l'espulsione dal territorio. Nei prossimi giorni altri stranieri potrebbero dunque essere espulsi. E ieri sera l'ennesimo episodio di violenza, di sangue a Mestre in via Aleardi. 2 persone sono state accoltellate. 2 accoltellamenti ancora una volta a Mestre in poco più di 10 minuti per mano della stessa persona, un tunisino ubriaco. Feriti un 24enne e un 35enne. Il primo è avvenuto intorno alle 19:30 all'interno del bar L'Arcobaleno tra via Aleardi e via Tasso. Ad avere la peggio un 24enne mestrino che è stato colpito al fianco. È entrato, voleva la birra. Già io ho visto che è ubriacato, voleva andare via, no? Gli ho detto non ce l'ho. Poi è mandato via, è uscito dalla porta e ha lanciato un pacchetto di patatine dentro. Poi ho visto il ragazzo, il mio cliente, che stava bevendo fuori, che ha visto questo gesto qua e ha alzato, ha detto cosa vuoi, inizia a spingersi a lui di mandare via. Poi lui è incazzato e ha lanciato 2 bottiglie che c'è a mano già, non so dove ha preso. Ha lanciato 2 bottiglie, poi ha tutte le sedie fuori, i tavoli fuori, si è lanciato tutto. Si è avvicinato lui. Ha tirato fuori, è nascosto dietro e è coltellato su costole. Il 24enne è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni e sottoposto a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Poi anche lui mi sa che si è accorto, è coltellato e scappa, secondo me ha paura, poi è scavato via. Prima dell'arrivo di polizia e ambulanza. In preda ai fumi dell'alcol, l'aggressore ha percorso questa via, non si sa se correndo o a piedi, fino a ritrovarsi qui in via Cappuccina, dove si è scontrato con un 35enne e ha accoltellato anche lui. Si tratta di un 35enne di origine guineana che è stato portato all'ospedale con lesioni lievi.
Sul posto ieri sera sono giunti anche il capo della squadra mobile di Munno e il questore Mascio Pinto. Il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia in piazzetta Coin. Con questi 2 episodi salgono a 7 gli accoltellamenti in città in meno di 2 settimane, anche se questa volta il movente non sarebbe il controllo della piazza dello Spaccio. La descrizione dell'aggressore sarebbe simile a quella dell'uomo che 2 sere fa ha picchiato una barista che stava tornando a casa in bicicletta lungo via Cappuccina. Non è escluso, visto che si tratta anche della stessa zona, che sia anche la stessa persona. Si tratta di nuovi stranieri che sono armati e più aggressivi, ma Mestre deve tornare alla legalità, così l'assessore alla sicurezza accanto ai cittadini esasperati. Siamo in una situazione tragica perché è incontrollabile la situazione attuale. Probabilmente sta immigrazione non contenuta che porta a situazioni del genere. Da un po' di tempo a sta parte, diciamo, va sempre peggio la cosa. Purtroppo è una zona qui dove ci sono tanti spacciatori, soprattutto qui ai giardinetti, credo. Io abito qui in zona e quindi mi preoccupo. Residenti e commercianti sono ormai esasperati, ma c'è ancora la speranza di un intervento forte. Si spera che ci sia un po' più di attenzione da parte delle forze dell'ordine che sembra anche loro sono contingentati, non è che ci sia questa grande presenza perché sono in pochi. Purtroppo che c'è delinquenza e essere le autorità che devono risolvere questi problemi qua. Noi altri siamo in mezzo. Consapevole della situazione, l'assessore comunale alla sicurezza. Assolutamente non dobbiamo accettare questa situazione, i cittadini devono essere rassicurati, dobbiamo riportare la legalità, sarà compito dell'amministrazione attuare e chiedere tutte le azioni possibili alla forza dell'ordine e alle istituzioni per poter sopprimere questa situazione. Purtroppo abbiamo delle nuove identificazioni, soprattutto di questa etnia, persone che comunque girano, non riconoscono la legge e quindi è nostro compito farci vedere, farci sentire e reprimere questo fenomeno. Mestre deve ritornare nella legalità, Mestre deve ritornare serena, i cittadini devono vivere tranquillamente, soprattutto anche per i nostri giovani. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Venezia con i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha sequestrato 8.000 borse contraffatte di noti brand specializzati in pelletteria e accessori di alta moda al porto commerciale di Fusina. L'operazione è partita dai controlli effettuati presso lo scalo che hanno consentito di individuare un semirimorchio contenente una moltitudine di colli posizionati alla rinfusa, al cui interno sono stati trovati tra l'altro borse ed accessori da donna. Per verificare l'originalità della merce, le Fiamme Gialle hanno chiesto l'ausilio degli esperti peritali dei brand coinvolti, i quali hanno accertato come i colori utilizzati fossero identici agli originali, con leggere differenze nella qualità di materiali e di finiture. Denunciati 2 cittadini cinesi residenti in Italia. La merce, pronta per essere immessa sul mercato del falso, avrebbe fruttato proventi illeciti per un ammontare di circa 800.000 euro. Alle 5 del mattino di oggi sono state alzate le barriere mobili del Mose che hanno tenuto la città all'asciutto, anche piazza San Marco, dove si è quindi svolta tranquillamente la cerimonia dell'alzabandiera per la festa delle Forze Armate dell'Unità d'Italia. Si alza per la prima volta in questo 2022 il Mose, in 30 minuti Venezia è salva dall'acqua alta. Così, per la gioia dei veneziani, il sospiro di sollievo dei commercianti della piazza, anche l'area marciana è rimasta all'asciutto. Ringraziamo tutti, ringraziamo noi commercianti della piazza, soprattutto da parte della Procuratie Vecchie, ringraziamo noi cittadini veneziani perché ovviamente 1,18 m, come erano le previsioni, avrebbe inondato una gran parte della città. In piazza San Marco si è svolta senza problemi la cerimonia dell'alzabandiera per la festa del 4 novembre delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. L'inno di Mameli è stato eseguito dalla banda della polizia locale. L'alta marea alle ore 8:40 si è fermata a una punta massima di 113 cm misurati in piattaforma e una quota di 120 alla bocca di porto del Lido. Senza sollevamento del Mose, a queste quote sarebbe andato sotto in modo pesante circa il 15% del centro storico.
Domani, intorno alle 9, è prevista una nuova quota massima di 100 cm, ma questa volta il Mose non dovrebbe essere messo in funzione. Saranno perciò posizionate, per la prima volta in assoluto, le barriere mobili a protezione della Basilica di San Marco. Oggi si è deciso di procedere al sollevamento delle paratoie nel momento in cui stanotte la marea era a 118 cm, ma il vento di scirocco non fermava la sua corsa fino a 71 km/h. Le paratoie sono state sollevate intorno alle 5 e rimaste in funzione fino a mezzogiorno circa, quando i canali sono tornati liberi alla navigazione. 4 novembre, iniziative diffuse per le celebrazioni della giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale dopo la deposizione della colonna d'alloro al Sacrario Militare nel Tempio Votivo al Lido, l'alzabandiera in piazza San Marco, cui ha preso parte anche il sindaco Brugnaro. A seguire la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Ferretto e la deposizione delle corone al municipio di Mestre. In piazza San Marco, oltre al sindaco, anche il questore, il viceprefetto ed il comandante della polizia locale. Ed ora andiamo a Mira, dove monta la polemica sull'abbattimento dei 40 alberi di Villa Levi Morenos, ambientalisti e comitati pronti alla mobilitazione. Vergognatevi, declassare un giardino antico a Camposanto, recita questa scritta, e poi quest'altra: benvenuti nel cimitero degli alberi. Soltanto alcuni degli striscioni di ambientalisti e comitati cittadini contro l'abbattimento dei 41 alberi, di cui la metà pioppi cipressini, di Villa Levi Morenos a Mira. Ieri sera in comune l'interrogazione presentata da parte dell'opposizione sulle motivazioni da ricercarsi, dicono, anche nella triste speculazione di tale scelta. Sì, abbiamo presentato un'interrogazione insieme a gente di Mira con la consigliera Vanna Baldan, con la quale abbiamo chiesto le motivazioni per cui il comune di Mira ha tagliato degli alberi che secondo noi alcuni non avevano necessità di essere tagliati. Nei cartelli esposti dal comune si parla di messa in sicurezza e potatura alberi, non di abbattimento, aggiunge lo storico ex consigliere di Rifondazione Comunista. Noi siamo contrari assolutamente di come si è mossa questa amministrazione, che una mattina i cittadini di Mira si sono svegliati e hanno visto le motoseghe che tagliavano gli alberi, e questo per noi è inaccettabile. Noi vorremmo che la cittadinanza fosse messa a conoscenza di quello che si sta facendo, ma soprattutto di quello che si intende, dove si intende arrivare. Molteplici gli interrogativi aperti nell'unione di intenti a salvaguardia del patrimonio arboreo, uno su tutti. Perché non vorremmo che il taglio degli alberi serva per ampliare intanto il parcheggio. Perché il contesto storico della Riviera del Brenta non deve essere smembrato. Perciò vogliamo essere informati, e perciò questo è quello che chiederemo. Ci mobiliteremo a giorni, ci mobiliteremo tutti quanti per bloccare questa situazione qua. Questo è poco ma sicuro. E sentiamo ora le rassicurazioni del Comune di Mira sul futuro del parco e degli alberi della villa. Gli alberi abbattuti perché, sebbene superstiti al tornado del 2015, erano a rischio cedimento e con reali criticità di stabilità. Lo spazio verrà soltanto in parte utilizzato per sistemare il parcheggio. Queste le rassicurazioni alla comunità dell'amministrazione comunale di Mira sul patrimonio arboreo di Villa Levi Morenos. Il patrimonio arboreo era di 219 alberi. È stata fatta un'attenta analisi da parte di un agronomo, un professionista, un dottore forestale. 85 alberi hanno mostrato delle criticità, quindi si è deciso di proseguire con un'ulteriore verifica di questi alberi, e purtroppo 41 hanno dato il risultato di categoria D, che vuol dire categoria di cedimento. Nessun albero verrà più abbattuto e la data dell'8 novembre era quella del cronoprogramma già terminato, puntualizza infine l'assessore Pesce. Tutti gli alberi andranno messi a dimora di nuovi alberi, alcuni nelle posizioni originarie, altri in altri luoghi, proprio per ritornare al numero degli alberi presenti, e si andrà anche oltre con altri alberi. Questo naturalmente sotto il controllo della sovrintendenza. Non dimentichiamo che il parco è vincolato a 2 vincoli, la 1089 e la 1497. 5 giorni di attesa prima di riuscire a mettersi in contatto con il medico dell'anziana madre a raccontare la disavventura al figlio. Sentiamo.
Dopo 15 giorni di ricovero ospedaliero e precipitate le condizioni della mamma, 83 anni, lo scorso 3 novembre, l'impossibilità di mettersi in contatto con il medico di base dell'anziano genitore a causa forse dell'intasamento del centralino del distretto di via Cappuccina a Mestre. La disavventura raccontata dal figlio dell'anziana. 1 ora e 40 per prendere la linea. Medico di base, quando sono riuscito a contattarlo al pomeriggio, ha detto purtroppo è mancata la comunicazione, non mi hanno detto nulla, per carità disponibilissimo il medico di base, però è un susseguirsi di telefonate che ho dovuto fare, è impossibile prendere la linea. Dopo ore e ore di attesa al telefono, il mestrino è riuscito a mettersi in contatto con il medico di base della mamma soltanto dopo ben 5 giorni. La chiamata, spiega, finalizzata alla lista di attesa del genitore per una RSA. L'acronimo è SVAM, una scheda di valutazione redatta da un geriatra, da un medico. Sciaguratamente è stato sbagliato alla compilazione in alcune delle voci. Quelle vanno ad abbassare il punteggio perché entri in base a un punteggio, in base alla gravità della situazione. Noi avevamo bisogno, quando ci siamo accorti di questo errore, l'assistente sociale ha detto guarda, nessun problema, chiedi al medico di base. La sua testimonianza senza alcuna polemica, dice, ma per farsi portavoce di un disagio comunque esistente e concreto. Per cui trovo veramente drammatica la situazione che uno deve rimanere mezze giornate o ore al telefono per poter annunciare alle segretarie che serve un contatto col medico di base proprio. E continuiamo a parlare di sanità. Se ci sarà una richiesta da parte della Regione dell'ULSS 3, l'ospedale San Camillo del Lido di Venezia è pronto ad offrire la propria collaborazione per creare un nuovo pronto soccorso. L'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia risponde positivamente alla proposta lanciata dal presidente della municipalità del Lido e Prenestina, Emilio Guberti, offrendo immediatamente la propria disponibilità a collaborare e anche a creare all'interno del suo ospedale un pronto soccorso, se questo fosse richiesto dalla Regione Veneto e dall'ULSS 3 Serenissima, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuto a livello nazionale come centro di eccellenza dal Ministero della Salute e oggi sotto l'egida delle Suore Mantegate di Pistoia, in sinergia con l'ospedale Villa Sarus di Mestre. Così l'amministratore delegato Mario Bassano. Questo è il nostro ruolo, cioè la sanità privata, convenzionata, equiparata, accreditata come noi, dobbiamo veramente porci a servizio del sistema pubblico proprio per collaborare a garantire maggiore efficienza, maggiore qualità e rispondere soprattutto alle domande di sanità che oggi diventano sempre più pressanti. L'obiettivo resta sempre quello di migliorare il livello di assistenza. Noi siamo come IRCCS, come IRCS San Camillo, siamo veramente onorati e interessati a portare avanti, d'intesa ovviamente, e se la ULSS lo vorrà, una collaborazione in tal senso. Penso sia una cosa interessantissima, a tutto vantaggio soprattutto dei residenti, dei turisti e di tutte le persone che usufruiscono del Lido di Venezia. Siamo alla pagina dello sport, ora calcio, la sconfitta contro l'Ascoli è costata la panchina a Ivan Jarvocic. Domenica nella gara di spareggio a Como ci sarà Andrea Soncin, promosso allenatore ad interim della prima squadra del Venezia. Il Venezia Football Club volta pagina. La società ha esonerato, dopo la sconfitta interna contro l'Ascoli, mister Ivan Jarvocic, affidando il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra ad Andrea Soncin, che inizierà domenica dalla partita in trasferta delicatissima contro il Como. Soncin già gestisce una squadra internazionale, perché la sua primavera è una squadra composita da tantissimi giocatori che provengono da molte nazionalità. Conosce i sistemi di gioco perché c'è un'integrazione fra la primavera e la prima squadra. L'uomo secondo me vale come tante altre scommesse. Soncin, 44 anni, in questa stagione era la guida della primavera. Ha già ricoperto il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra. In precedenza è stato anche collaboratore tecnico di Paolo Zanetti nella stagione culminata con la conquista della promozione per gli Ancionero-Verdi in Serie A. La situazione della tifoseria è assolutamente di uno scoramento, di uno smarrimento, di una delusione, di un grande distacco.
distacco, e il grande distacco lo si misura andando allo stadio al Penzo, in cui si vedono le presenze sempre più rade, sempre più sporadiche, perché appunto la società ha tagliato qualsiasi rapporto serio, solido con la sua tifoseria. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia, vi ringrazio per essere stati con noi, arrivederci, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani, migliora dunque il tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di sabato 5 novembre. Sul Veneto non si escludono residui piovaschi al mattino, specie sulle pianure più a sud. A seguire sarà asciutto e soleggiato ovunque. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 7 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 16 e i 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà presente una nuvolosità variabile, al pomeriggio più sole. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora sostenuta con forti raffiche a Trieste. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 15-18 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato ma freddo e ventoso. Temperature minime infatti intorno ai 3-6 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.